Cavalier Zanotto, eccoci qua, siamo al Gambrinus, che è il suo ristorante, locanda, osteria, bar. Enoteca, sì. E qui siamo al ristorante Gambrinus, il Cavalier Zanotto, Adriano. Queste sono le cucine che vengono utilizzate sia per l'osteria che il ristorante Gambrinus, già insignito di Stella Michelin. Attualmente abbiamo il Bib Gourmand all'osteria. Questa è la reception, il signor Zanotto, buongiorno. Buongiorno. Entriamo così nel parco Gambrinus, che tra l'altro è segnalato, arrivando qui a San Polo di Piave, è segnalato come località turistica. Sì. E questo è il fiumiciattolo, Sì, il fiume Lia, dove nasce, quindi dietro il locale, e poi va per 10 km, poi va a mettersi su un altro fiume, sul fiume Livenza. Qui è possibile tra l'altro vedere pesci che voi utilizzate. Sì, storioni, ecco là, guarda che belli. Ecco, questi sono storioni. Utilizzate anche le uova? No, questi servono per la cucina, ma sono un po' piccoli come le uova. Usate comunque la bottarga nei vostri piatti? Sì, bottarga sì. Qui ci sono le cigni neri, i cigni bianchi, poi sono le carpe che servono per pulire sempre il letto del fiume. A quelle non vengono messe quindi nei vostri piatti? No, queste no. Gambrinus. C'è una barricaia. Ah, di qua. È possibile prenotare delle visite guidate qui? Sì, abbiamo spesso dei pullman oppure delle persone che ci chiedono di venire a visitare e lasciamo entrare, appunto, come si dice, sì, qui anche per i bambini, per passatempo, ideale, insomma, un locale così. Tra i vostri piatti c'è anche un antipasto che è a base di storione, di questi storioni. Sì, storione, facciamo una porchetta di storione che la mettiamo su un letto di misticanza con del pane brioche, che riesce molto bene, piace moltissimo, perché questo gusto è molto raffinato, fine e leggero, perché poi c'è anche questa misticanza che aiuta sul piatto. Poi lo storione è buonissimo, fatto con i capperi, e l'uvetta sultanina, riesce molto bene. Qui stiamo entrando. Qui stiamo entrando all'ingresso dove c'è la barricaia, inoltre qui e poi si entra sul parco. Che sono produzione di vini qui? Sì, qui è il famoso vino Raboso, il vino del paese, vino della località, che è un vino autoctono, che si mantiene 10 anni, ci vuole 10 anni perché possa essere bevuto e che diventa morbido. E di cui noi facciamo su questo il nostro liquore, si chiama Gambrinus, un liquore preparato con il zucchero di canna e con delle spezie speciali con delle erbe qui del posto. Questo parco Gambrinus in tutta la sua bellezza, qui abbiamo anche delle specie anche rare che lei... Beh, le ultime piante che ho messo io fino a 20 anni fa, io andavo alla ricerca di piante che non ci sono, però che potevano reggere qui in questa zona. E quindi qui abbiamo il top delle piante che possono attecchire qui in questa località. Quindi in tutto l'anno ci sono dei fiori
ed un gispuglio dall'alto da un albero. Il parco è molto semplice, però è curatissimo, perché dobbiamo fare accoglienza per i clienti che vengono qui a rilassarsi nella locanda e mangiare bene sul nostro posto, vedere il vigneto, che è un vigneto storico, perché ha i raggi alla Belussi. E poi nella visita che fanno al vigneto, al parco, all'acqua, sull'acqua, i pesci, poi vengono a mangiare, si rilassano nella locanda, poi fanno una visitina sulla Baricaia, vedono un po' di cantina, la piccola cantina qui è, mentre la grande cantina è in mezzo al vigneto, e quindi vedono che le cose si fanno per bene, quindi assaggiano i vini, e quindi come fanno a portarsi via anche un ricordo del liquore nostro e del famoso vino del territorio e del prosecco di Vado Biadene, perché quella strada qui passa davanti la strada, davanti al nostro locale, la strada dei vini del Piave, inoltre anche la strada del vino prosecco da raggiungere. Intanto si può notare che c'è l'allestimento dell'annuale premio Gambrinus. Sì, questo è l'allestimento che stiamo facendo pronto per il 22 di sabato, il premio Gambrinus Giuseppe Mazzotti, un premio dedicato alla natura. Natura, perché qui siamo è il più bello di questo parco, non c'è, si faccio per dire, qui si dimostra la passione che ho io per la natura, per gli animali, per i fiori, quindi questo premio è nato 30 anni fa e sta continuando, premiando delle persone d'altissimo livello sull'ecologia. Io una volta all'anno addirittura faccio un premio dedicato al gastronomo. Ho premiato Don Assisi, Veronelli, Alberini, e poi anche dovevo premiare il suo food, però non ha potuto venire quest'anno sospenderemo il premio col Gambero d'Oro, oppure diamo il Gambero d'Oro a delle persone importanti una volta ogni tanto, insomma, quando non abbiamo la persona giusta. Beh, Veronelli dall'alto, insomma, poi ha ricambiato, nel senso che il vostro Raboso recentemente, la nuova guida dell'edizione 2015 dei vini Veronelli, è uno dei fatidici soli, che sono praticamente una decina di... Ecco, quindi è stato scelto in mezzo, tra l'altro, i vari vini, senza tanto guardare anche il prezzo, perché magari un vino molto costoso è chiaro che più facilmente riesce a ottenere un riconoscimento del genere. No? In questo caso l'Indomabile. L'Indomabile, sì, questo vino è che proprio il posto sì, è un vino del posto, perché è fatto con Raboso, e quindi il Veronelli ci ha avuto grande piacere di aver ritirato questo premio, perché quando Veronelli ha preso il premio Gambero d'Oro per la gastronomia, e lui peccato che lui non ci sia più, che sicuramente avrebbe avuto una grande situazione, e siamo rimasti poi amici da quella volta. Anche perché ci sono poi gli eredi che si stanno occupando di questa guida, l'unica superstite delle guide Veronelli, che è la guida dei vini, perché è sempre stata la guida più autorevole, tra l'altro, in fatto dei vini, quindi viene mantenuta, tra l'altro, insomma, da colleghi giornalisti che ci seguono, tra l'altro, lo voglio ricordare, tra l'altro in radio attraverso il TuneIn, e noi siamo immersi comunque nella natura, perché alla base di tutto ciò poi c'è il voler bene alla natura, amare appunto la natura, e quindi anche se ogni tanto qualcuno, insomma, di questi pesci animali ce li mangiamo, comunque c'è, come dire, come succede nelle case dei contadini, poi comunque la tendenza ad avere i cosiddetti animali da cortile, no? Qui cosa abbiamo? Qui abbiamo le gru del ciuffo, adesso, come vedo, loro mi salutano, perché ogni mattina io le porto l'insalata, e mi aspetterebbero bene, mi aspettano l'insalata, però non ce l'ho, perché sono in compagnia con lei, però provo a portargliela dopo. Però noi siamo abituati a venire in questo angolo e mangiare l'insalata. Vedete che belle che sono. Molto eleganti. Sì.
Anche i bambini vengono qui sempre costantemente a vederle, salutarle, sono di casa, sono molto buone. Sì, sì. Questa è parte del Gambrinus, quindi a San Polo di Piave. Venite, vi immergerete anche voi nella natura, magari approfittando anche di una bella giornata come in questo momento. Quindi un grazie al Cavaliere Zanotto, Adriano. Sì. Grazie a voi di essere venuti qui a trovarmi, avermi cercato, e sarà sicuramente un bel ricordo per noi e anche per voi e anche per noi.